Buonasera, ben ritrovati dai nostri nuovi studi. Iniziamo subito con l'inaugurazione di un nuovo centro a sostegno dei ragazzi autistici. Sentiamo Mauro Zanutto. Questa struttura apparteneva al comune di San Donà di Piave, è stata acquisita dall'ASL ed è stata data in gestione all'ANGSA. Per voi è un sogno che si realizza? Abbiamo detto che è un sogno che si realizza, ma spero che sia un sogno che continua più che altro, nel senso che iniziamo ora a sognare tutte le cose che possiamo fare attraverso questa bellissima struttura dedicata appositamente dal comune, perché ha chiesto specificatamente all'ASL di dedicarla come al centro autismo. Quindi per un po' di anni noi sicuramente creeremo delle piccole cose, ma sicuramente delle cose speciali per i bambini. Com'è strutturato il nuovo centro autismo? Allora, abbiamo ricavato da un ex asilo delle stanze strutturate ad hoc per i soggetti autistici, quindi abbiamo ricavato una stanza per le attività a tavolino, che noi chiamiamo gli esercizi, e un'attività di laboratorio psicoeducativo, quindi significa che i ragazzini giocano e imparano a giocare e nello stesso tempo imparano attività cognitive. Poi naturalmente c'è la pausa mensa, quindi ovviamente si fa la merenda tutti insieme, ma anche quello è un momento in cui i bambini imparano a stare seduti a tavola e mangiare tutti insieme. Il tutto è suddiviso in varie stanze e nella stanza suddiviso a sua volta in vari reparti, quindi da un asilo unico sono stati ricavati anche degli spazi più piccoli, perché comunque i bambini rischiano di perdersi e non avere l'attenzione all'attività. Sindaco di San Donà di Piave, oggi un esempio di tanti tasselli messi assieme che si concretizzano e realizzano qualcosa di grande. Sì, credo che questo costituisca il massimo esempio di quella che è la sinergia tra il pubblico e il privato, intendendo come privato anche tutta la parte di famiglia, di volontariato, di sociale, e quindi di un sistema che lavora dietro le quinte, ma che grazie a questo sistema è possibile fare non solo sinergia ma anche portare avanti degli obiettivi con tenacia e convinzione che danno i risultati come quello di oggi. E quindi un ringraziamento particolare a tutte queste persone che nel credere, nell'avere la convinzione che insieme si può fare qualcosa, permettono oggi di poter realizzare strutture come queste che rispondono a delle necessità e che si distinguono in un territorio ampio, favorendo poi quella che è l'offerta e le opportunità di servizi per questa fascia di popolazione.